Ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma la lunga serie di furti con spaccata a Trieste. Nella notte fra venerdì e sabato è stato colpito da ignoti ladri un panificio in via Zorutti, in rione di Ponziana, non lontano dalla sartoria, dove la notte precedente era stato rubato il fondo cassa per un totale di 2.000 euro. Nel caso del panificio non è stato rubato nulla grazie ai vetri antisondamento, ma sono ingenti i danni causati alle vetrine. Il tentativo di effrazione è avvenuto tra l'1 e le 4 del mattino. Il titolare infatti è entrato in servizio alle 4 e, resosi conto del danno, ha avvertito la polizia. Il corpo senza vita trovato in una fabbrica dismessa a Monfalcone lo scorso giovedì potrebbe appartenere a un 48enne italiano che lavorava nel cantiere di Panzano, ma l'identità sarà verificata tramite un test del DNA che è stata disposta dalla Procura di Gorizia. Potrebbe essere eseguita anche l'autopsia per risalire alle cause del decesso, che si ipotizzano come accidentali. L'uomo era residente nell'Isontino, era celibre e senza figli. L'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanieri è intervenuto al convegno intitolato Impegno, Cuore, Passione nell'ambito della 12ª edizione dell'evento Friendship for Children, organizzato dalla famiglia Pecorari, proprietaria dell'etichetta Lis Neris. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, la presenza della Regione nasce proprio dalla volontà di dare il massimo risalto possibile all'iniziativa, affinché il maggior numero di persone possa contribuire a un risultato positivo. Risultati che, tra l'altro, ha aggiunto Zanier, vengono confermati da coloro che vivono e operano costantemente in Myanmar, in una situazione decisamente complessa e difficile, ma che riescono a testimoniare quanto bene possa essere realizzato in quei territori e quindi quanto grande sia il valore di questa iniziativa. Per la capitale europea congiunta della cultura, la regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo un impegno importante nella consapevolezza che questa sia un'opportunità eccezionale per il territorio. Nella cornice del programma culturale, sicuramente la mostra dedicata a Music interpreta alla perfezione il valore della cultura di frontiera, pluralista e polifonica, che ne è il cardine. Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla cultura Mario Anzil a margine dell'inaugurazione dell'esposizione dedicata al pittore incisore Zoran Music, visitabile a Palazzo Atems a Gorizia fino al 31 ottobre 2025. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo variabile o poco nuvoloso, dalle ore centrali generale aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno possibili rovesci o temporali che potranno proseguire in modo intermittente anche in serata e nella notte successiva. Venti di brezza, temperature minime in pianura fra 10 e 13 gradi, le massime fra 22 e 25, sulla costa minime fra 12 e 15, le massime fra 20 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG. Meteo ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.